Le locali dell'Ipag 90 in divisa blu con inserti bianco-rossi, guidate da Roberto Salpiani e Alessandro Garbin, giocano con Camilla Fabrizio alzatrice, l'opposto Giulia Tosi, il capitano Natascia Marini e Tiziana Pastorello schiacciatrici, Eleonora Fabrizio e Veronica Marcati centrali, Elena Sinigaglia libero. Le ospiti del New Volley Vicenza Est in maglia azzurra, allenate da Yuri De Vigili e Alessia Bartolomucci, schierano il capitano Giorgia Chiarello alzatrice, Chiara Battistini opposto, Giada Marcolongo e Anna Cappellari schiacciatrici, Giulia Accardo e Ashley Anderson centrali, Chiara Pasin libero. All'iniziale svantaggio di 3 punti, le rossoblù di casa replicano forzando il servizio e colpendo con Natascia Marini. Dopo aver superato le ospiti sul 5-3, il 90 prende l'iniziativa, appoggiando per lo più l'attacco sulla giovane banda Marini, le cui potenti schiacciate bucano muro e difesa del New Volley. Spinte dalle battute ficcanti di Camilla Fabrizio, le rossoblù espandono il vantaggio con 2 pesanti break che le lanciano dapprima sul 12-8, quindi sul 19-10. Coach De Vigili rinforza la ricezione ospite inserendo Ilaria Rigon per la Marcolongo, poi fa il doppio cambio, Anna Fanchin rileva la Chiarello, mentre in seconda linea l'alzatrice Francesca Greco subentra alla Battistini. Il 90 però mantiene il pallino del gioco, batte e riceve bene, colpisce con la Pastorello, precisa e regolare in attacco, andando a chiudere agevolmente il primo set per 25-16. Nel New Volley Vicenza Est rientrano l'alzatrice Chiarello e l'opposto Battistini. La Rigon è confermata per la Marcolongo e il libero Alessandra Campagnolo sostituisce Chiara Pasin. Il 90 scatta sul 3-0, ma le ospiti crescono a muro in contrattacco, pareggiando e portandosi avanti sul 7-4. Il 90 è costretto a inseguire le azzurre che allungano sul 9-5, ma le locali stringono i denti affidandosi a Marini e Pastorello, ben servite dall'alzatrice Fabrizio. Il New Volley perde colpi in attacco e sbaglia in fase di impostazione, favorendo la rimonta delle rossoblù sull'11 pari. Le locali cambiano marcia e piazzano un break di 3 punti con un ace e un bel attacco sul secondo tocco di Camilla Fabrizio, ma le azzurre, con la Fanchin subentrata alla Battistini, replicano con un contro break impattando sul 15-15. Segue una fase confusa di punto a punto con molti errori da ambo le parti che sfocia nel 19 pari, quando le ospiti pagano a caro prezzo un passaggio a vuoto in ricezione, venendo più volte trafitte dagli attacchi di Natascia Marini e Tiziana Pastorello, che proiettano il 90 sul 24-20. Le battute incisive della Cappellari, mirate sul giovane libero Sinigaglia, gettano lo scompiglio nella seconda linea rossoblù, rilanciando le ospiti sul 24 pari, ma il 90 marca i punti decisivi conquistando la seconda frazione per 26-24 con l'attacco vincente della Pastorello. Lo sfavorevole epilogo del secondo set non abbatte il New Volley, che si porta avanti di 2 punti con gli attacchi vincenti di Fanchin e Cappellari, ma le rossoblù di coach Salpiani, da poco subentrato a Nicola Andretto, riprendono subito il filo del gioco, sfruttando la potenza della Marini e la buona tecnica della Pastorello. Rientrato sul 5 pari, il 90 alza il ritmo e fa il break portandosi sul 10-7 con Tiziana Pastorello protagonista. Le ospiti accorciano momentaneamente il gap sul 10-9, ma poi cadono ancora sotto i colpi dell'ottima Marini e dell'ispirata Pastorello, che firma 2 ace consecutivi lanciando le noventane sul 16-9. Coach De Vigili tenta l'ultima mossa rimettendo in campo la Marcolongo per la Fanchin, ma le ospiti non riescono a ridurre il severo passivo, dato che le rossoblù continuano a forzare il servizio con la Marini e a colpire con le intelligenti conclusioni della Pastorello. Il finale è tutto in discesa per l'Ipag 90, che allunga ancora giudicandosi per 25-15 il terzo set e l'incontro. Purtroppo questa sera arriviamo da una brutta sconfitta, speriamo di riuscire sicuramente a rifarci con molto lavoro e anche forza di volontà per le prossime occasioni. Siamo state un po' bloccate, psicologicamente forse questa è una squadra che deve crescere e maturare, però è una sfida anche per tutto quello che deve arrivare. Noi speriamo sicuramente di salvarci e di fare anche qualcosina di più. Abbiamo una buona primavera che sta venendo su, noi tra di noi ci conosciamo, siamo affiatate e siamo anche una squadra che sicuramente può dare molto in questo campionato. Abbiamo cambiato allenatore e quindi c'è stato un attimo di scombussolamento, però per fortuna adesso con il nuovo allenatore Roberto ci siamo ben integrate e il risultato infatti lo abbiamo visto questa sera, dove abbiamo battuto bene, abbiamo tenuto in ricezione in difesa e anche siamo stati efficaci in attacco. E quindi insomma è stata una bella partita, speriamo di giocare così anche le prossime partite, cerchiamo di puntare verso l'alto anche se le prime partite purtroppo sono andate male, però è sempre un buon inizio anche questo, da cui ripartiamo e cercheremo sempre di fare meglio. La partita è stata secondo me comunque la figlia degli allenamenti che abbiamo fatto,
mirati alla copertura del pallonetto, a tantissime cose che questa sera sono andate. La squadra è molto giovane, mi sento di dire che tutte le atlete sono valide e i cambi ci sono e servono tantissimo. C'è un bel gruppo e io come palleggiatrice mi piace molto perché non ho l'indecisione su chi andare, sono sempre tranquilla. E ovviamente anche stasera è stata molto bella come partita, abbiamo girato tutte, è andato tutto, incrociamo le dita e ringraziamo comunque gli allenamenti molto tecnici e speriamo di arrivare, non dico ai primi livelli, al primo posto, però di andarci molto vicino. Non si sa mai, speriamo. Questa è una squadra giovane, non giovanissima, il nostro palleggiatore è il giocatore più adulto che ha 22 anni, le altre si attestano tra i 19 e i 17 anni. I margini di crescita sono notevoli vista la giovane età e vista la voglia che hanno di giocare. Il nostro palleggiatore, la Camilla, ha trascorsi importanti anche in Serie C, una promozione e via discorrendo. Abbiamo una banda molto forte fisicamente che è la Natascia, tra l'altro il nostro capitano, e un'altra banda estremamente tecnica che è la Tiziana. Come opposto abbiamo comunque un giocatore, la Giulia, di 18 anni con ampi margini di miglioramento, il libero sta crescendo di volta in volta, ci collochiamo nella seconda metà della classifica, non tra quelle che aspirano a crescere, a passare o anche ai playoff, ma quelle che si pongono a ridosso delle teste di serie. Sono l'allenatore dell'Under 16, la seconda formazione della società dopo la Serie D, giovani che stanno lavorando per migliorarsi quotidianamente per arrivare al loro sogno. Il loro sogno è arrivare ad essere in Serie D anche loro. Per alcune di loro sono già pronte per gli allenamenti, per la panchina, non ancora per entrare in campo. Lavorano e speriamo che la grande passione che hanno per la pallavolo riesca in breve tempo ad esaudire il loro sogno.